Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot, puntata dedicata a Pordenone, una città frizzante che sta cambiando, soprattutto dal punto di vista urbanistico e della viabilità, e per questo ne parliamo con l'assessore Cristina Mirante che è qui con noi questa sera. Buonasera assessore, intanto partiamo proprio subito da questo, una città che si trasforma con tanti progetti in piedi, alcuni in particolare ce li facciamo subito raccontare da lei. Sì, ci sono tanti progetti in piedi, sia di urbanistica, in particolare di rigenerazione urbana, che di viabilità. L'obiettivo di Pordenone è quello di diventare sempre più una città attrattiva per chi vuole venire a vivere, a lavorarci, a studiare, e quindi abbiamo bisogno di potenziare le infrastrutture e di migliorare la qualità degli edifici in modo tale da poter essere veramente competitivi. I progetti sono tanti, quelli diciamo di prossima realizzazione sono ad esempio l'intervento della viabilità dell'ospedale, sulla quale stiamo perfezionando la progettazione in modo tale da arrivare con l'inizio dei lavori già verso la fine dell'anno. Abbiamo anche una grossa rotonda da fare al posto di un semaforo lungo la statale 13 Pontebana, che è sempre molto trafficata, è un punto dove si crea un tappo di traffico molto importante ed è all'altezza dell'incrocio con via San Daniele e via interna. In questo caso i lavori cominceranno sempre tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo e saranno un po' lunghi perché ci sarà anche da fare il bypass dell'acquedotto al di sotto e quindi sono opere infrastrutturali importanti. Parliamo di cifre che vanno dal 1,5 milioni agli 800.000 euro, insomma, quindi sono interventi prossimi e molto importanti che risolveranno dei nodi strategici che riguardano sì l'ospedale ma anche tutta la viabilità di accesso da nord, quindi via San Daniele da un lato, provenienze da Villa d'Arco, San Quirino e quant'altro, mentre via Montereale ovviamente che è la via principale di accesso da nord, che è anche quella di accesso all'ospedale. Rimaniamo in tema di viabilità, altre due grandi opere molto attese sono uno il ponte sul Meduna e l'altra la Bretella Sud, che poi collega insomma l'autostrada con la statale 13. Allora partiamo dal ponte sul Meduna. Allora, sul ponte sul Meduna possiamo dare degli aggiornamenti perché abbiamo fatto recentemente un incontro con l'assessore regionale Pizzimenti per cominciare a definire le procedure in particolare di esproprio e le procedure di variante urbanistica che interessano 4 comuni, Pordenone, Cordenons da un lato, Fiume Veneto e Zoppola dall'altro lato. Il ponte infatti per essere realizzato sarà collocato più a nord rispetto al ponte attuale, che resterà in vita, diciamo, resterà utilizzato fino all'ultimo momento quando poi verrà demolito una volta entrato in funzione il nuovo ponte. Questo ovviamente perché altrimenti la viabilità impazzirebbe. E la procedura attraverso l'aiuto della Regione sarà una procedura accelerata e abbiamo cominciato già a mettere i ferri in acqua per cominciare a valutare la proposta che è stata aggiudicataria insomma, del concorso di progettazione per capire se supererà insomma, le prime valutazioni ambientali, che sono quelle più importanti, se ci saranno degli aggiustamenti da apportare e a quel punto poi proseguiremo con l'iter. Quindi diciamo abbiamo cominciato a lavorare perché l'opera venga realizzata comunque entro un tempo ragionevole, entro il 2025 insomma come termine massimo, per vederlo cominciare appunto tra la fine del 23 e l'inizio del 24. Ricordiamo anche qual è il progetto di massima, ecco, che dovrebbe dar vita a questo nuovo ponte. Il progetto di massima prevede un ponte anche che sia rappresentativo come porta d'ingresso di un territorio che non è solo di Pordenone, ma è proprio il territorio pordenonese in sé, in senso ampio, e si caratterizzerà anche per, oltre ad avere 2 corsie per lato, quindi raddoppiando la disponibilità per gli automobilisti e quindi andando a togliere il problema delle code, anche creerà un percorso ciclopedonale che garantirà il passaggio che adesso è una richiesta molto importante che ci fanno soprattutto le zone abitate al di là dell'acqua che in particolare si dirigono verso Pordenone. L'altra caratteristica, il ponte sarà più alto per evitare di essere interessate dalle piene del fiume e ci saranno finalmente dei miglioramenti anche nei raccordi in modo tale da rendere sicura sia l'uscita verso Fiume Veneto sia verso il centro commerciale che sia in Fiume Veneto sia a Zoppola, così come l'ingresso a Pordenone e a Cordenons, che anche lì in questo momento insomma c'è una situazione abbastanza precaria. Ecco, per quanto riguarda invece la Bretella Sud, che in parte può essere anche collegata al ponte sul Meduna, ma che naturalmente serve da girare insomma, al centro città per chi esce dalla 28, insomma i lavori sono iniziati, stanno andando avanti, a che punto siamo?
Allora, siamo a buon punto grazie al continuo rapporto con Autovie Venete che sta realizzando l'intervento. Sappiamo che nei prossimi mesi verranno realizzati di nuovo quegli svincoli, insomma, con la viabilità locale, quindi si ripristinerà per esempio l'uscita di via Pravolton su via Udine, così come su via Udine verrà realizzata una rotonda all'incrocio con via Levade, questo sempre per rendere la viabilità più sicura a favore dei cittadini, in particolare dell'utenza debole e quindi ciclisti e pedoni. Allo stesso tempo verranno completate le gallerie che sono adesso in fase già di completamento, il grosso diciamo è stato fatto, così come l'asse stradale che collega l'interporto proprio con la galleria nuova che passa sia sotto la ferrovia, sotto via Udine. Diciamo che ormai il grosso è stato fatto, anche se si parla di diciamo fine della primavera per completare i lavori, poi c'è la fase di collaudo e chiaramente durante l'estate si dovrebbe inaugurare quest'opera fondamentale che per quanto riguarda Pordenone andrà a togliere negli orari di punta, si stima circa 400 macchine l'ora da via Nuova di Corva, da via Udine, quindi con uno sgravo importante del traffico e una riduzione appunto di quella che è anche il problema delle polveri sottili, insomma è un miglioramento sensibile. Poi bisogna pensare a tutti i camion che circoleranno tra la Pontebana, la 28, senza anche in questo caso passare attraverso il centro cittadino, che sono diciamo da calcolare a parte ai questi 400 veicoli, quindi aspettiamo con ansia l'inizio di questa avventura diciamo con l'apertura della strada nuova. Un aiuto anche per la nostra economia, perché naturalmente insomma, se pensiamo al collegamento dell'interporto all'autostrada con quest'altra zona è fondamentale per le realtà del tessuto produttivo. Assolutamente sì, infatti Interporto sta aumentando sempre di più il numero dei treni che lo interessano. Molte aziende, per rispettare anche i parametri ecologici, devono trasportare le merci non più sulla gomma, quindi attraverso l'autostrada, ma su rotaia, e in questo modo diciamo Pordenone è un nodo assolutamente strategico, una porta diciamo di ingresso e di uscita delle merci verso l'est e verso il nord Europa, e quindi a maggior ragione questa infrastruttura importante che o dalla Pontebane, dalla Cimpello-Sequals oppure dall'autostrada, dalla 28, riesce a intercettare tutta una serie di veicoli appunto che spostano le merci, così come le nostre zone industriali diventano ovviamente ancora più appetibili per insediamenti industriali e produttivi che si stanno sempre più affacciando sul nostro territorio. Ora stiamo in tema di viabilità, ci spostiamo invece per quanto riguarda il centro della città. Anche qui ci sono state delle modifiche, Viale Marconi per fare un esempio, insomma intanto come sta andando questo esperimento del doppio senso di marcia, e poi insomma quali sono le novità sul fronte viabilità cittadina e anche sul fronte parcheggi. Allora, per quanto riguarda Viale Marconi siamo ovviamente soddisfattissimi dell'intervento, sia perché abbiamo registrato comunque un calo delle code e una fluidità del traffico che prima non c'era, e questo ha consentito ovviamente di ridurre anche gli inquinanti. La stessa cosa per quanto riguarda la piazza Duca d'Aosta, la rotonda che pur avendo una geometria strana funziona bene, sono spariti gli incidenti che prima caratterizzavano appunto la presenza di incidenti anche 1 o 2 volte alla settimana, e quindi abbiamo rimediato insomma alle geometrie sbagliate che c'erano un tempo. In più l'effetto molto positivo che ci ha dato grande soddisfazione è chiaramente il fatto che tutti i locali che prima erano sfitti si sono man mano riempiti di attività commerciali, così come ci sono degli interventi edilizi anche in prospettiva di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e questo è veramente una bella notizia per Pordenone. Per quanto riguarda i parcheggi, insomma tema molto sentito dalla cittadinanza. Ecco, diciamo che per favorire ancora di più questo sviluppo commerciale, soprattutto della zona di Viale Marconi, ma anche di via 30 Aprile, la parte finale per esempio di Corso Garibaldi, riteniamo che trasformare Piazza del Popolo, che allo stato attuale è veramente un brutto parcheggio, ma fondamentale, aumentare di 3 volte i parcheggi disponibili, adesso sono circa 70, portarli a 240 posti, di cui una parte potrebbero anche essere dati in affitto o in vendita, diciamo in diritto di superficie, anche ai residenti, su 3 livelli sotterranei, attraverso un progetto innovativo, perché sappiamo che i parcheggi sottoterra
non piacciono molto perché danno questa sensazione di insicurezza alle persone, mentre sfruttando un esempio non tanto lontano, che è quello di Piazza Primo Maggio a Udine, che è un parcheggio che ha avuto un grande successo, perché è un parcheggio colorato, luminoso, pur essendo sottoterra, che ha consentito poi di riqualificare anche lo spazio sopra. Noi ci siamo ispirati a questo progetto e quindi abbiamo già sviluppato il preliminare, abbiamo già le disponibilità economiche per svilupparlo, stiamo sviluppando la progettazione. Il grande bacino di parcheggi bianchi del Marcolin subirà qualche modifica perché tutti naturalmente lo vedono come comunque un luogo molto importante, insomma, dove parcheggiare la macchina a pochi passi dal centro. Assolutamente no, diciamo che la strategia della sosta a Pordenone mantiene le caratteristiche della sosta bianca del parcheggio Marcolin, di cui le prime 3 file sono con la sosta 90 minuti, non è previsto nessun cambiamento. Bene, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare assieme all'assessore Cristina Amirante anche dell'urbanistica, perché al di là della viabilità ci sono tante cose che stanno trasformando Pordenone. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia dell'assessore Cristina Amirante del Comune di Pordenone, deleghe a urbanistica e viabilità in particolare. Abbiamo insomma toccato un po' la viabilità che cambia in città, adesso ci spostiamo invece per quanto riguarda l'urbanistica. Grandi progetti, sicuramente quello della riqualificazione della caserma mitica che adesso ospita la brigata corazzata Ariete è quello più importante, anche se quello di più lungo termine, però insomma si è sbloccato recentemente e per il Comune insomma è una cosa sicuramente importante. È stato un grandissimo risultato perché abbiamo lavorato più di 4 anni per ottenere a titolo gratuito, perché era questo ovviamente l'obiettivo, questa grande area che ha più di 12 ettari e che è nel cuore pulsante della città. Si vedrà questa acquisizione ovviamente tra 4 anni, non prima, nel senso che ovviamente la Brigata Ariete dovrà prima trasferirsi nella nuova caserma che andrà realizzata nei prossimi anni in Comina. Perché vorremmo rigenerare quest'area? Perché è fondamentale all'interno di un contesto fortemente urbanizzato, fortemente cementificato, che è quello proprio dell'ospedale. Quindi la volontà è quella di togliere costruzioni e non di aggiungerle, di riqualificare quelle esistenti che vale la pena conservare, la palazzina comando, ci sono altri palazzi all'interno della caserma da conservare e valorizzare a favore della comunità, e poi invece demolire la parte diciamo delle camerate, mantenendo però una quota per esempio di residenzialità a favore del social housing, quindi di classi sociali diciamo che non sono svantaggiate come coloro che appunto ricadono all'interno della categoria economica che lavora diciamo all'interno dell'ATER, insomma che trova collocazione all'interno degli alloggi ATER, ma che sono generalmente giovani coppie, single, diciamo che hanno uno stipendio iniziale, quindi uno stipendio basso, persone anziane che possono avere delle pensioni non altissime, quindi sono fuori comunque dal mercato. Questa tipologia di solito riesce a intercettare una grande domanda e allo stesso tempo consente di riqualificare un luogo che non deve essere abbandonato diciamo durante le ore della notte o per esempio nei giorni festivi, quindi avere la presenza continua di residenti consente all'area di essere più sicura e viva allo stesso tempo. Previsto anche un polmone verde, diciamo, perché sicuramente i parchi non marcano a Pordenone, però insomma in quell'area lì, nell'area dell'ospedale, il cemento è parecchio. Assolutamente, secondo noi deve avere la superficie almeno di metà dell'area. Già adesso esistono 2 aree verdi all'interno della caserma che andrebbero ampliate, una delle quali con una funzione fondamentale per quella parte di territorio che è quella della raccolta e laminazione delle acque meteoriche che arrivano diciamo dalla pianura a nord e che spesso e volentieri sono la causa dell'allagamento delle cantine e di alcune abitazioni lungo l'asta di Via delle Caserme. In più esiste una roggia che nasce proprio sotto la caserma e che vorremmo riportare in vita e renderla visibile, e quindi un polmone verde diciamo e blu allo stesso tempo. Per quanto riguarda invece l'ex cotonificio Amman, anche lì ci sono grandi progetti in collaborazione con il privato.
di lungo termine, a che punto siamo? Allora, con il privato stiamo ragionando proprio adesso, un po' perché ci sono tutta una serie di occasioni, anche per i privati insieme al pubblico, di presentare delle proposte a valere sul PNRR o su altri fondi europei. In particolare stiamo guardando le comunità energetiche come opportunità di sviluppare in prima battuta il sito dell'Amman, che era un sito produttivo e che potrebbe conservare questa sua caratteristica, almeno in parte, per produrre energia elettrica e calore da geotermia. Questo a favore del quartiere di Borgomeduna, dove tra l'altro insiste l'università e il nostro consorzio universitario è molto attivo e ha la necessità anche lui di risparmiare energia e soprattutto di utilizzare quella da fonti rinnovabili. Quindi stiamo lavorando su questo filone, soprattutto perché il proprietario, chi ha acquisito all'asta il bene, è particolarmente sensibile alle energie rinnovabili, quindi ci troviamo su un fronte comune a lavorare su questa attività. È chiaro che i bandi non sono ancora usciti, però ci stiamo lavorando proprio per essere pronti, perché poi hanno delle scadenze di 20 giorni, quindi ci dobbiamo trovare prontissimi a presentare la domanda. Ha citato il PNRR, voi avete un grande progetto in piedi che inizialmente era rimasto fuori finanziato, ma insomma senza soldi di fatto, che però poi è rientrato, che è quello della riqualificazione di tutta l'area dell'ex Fiera, con un progetto per i giovani, ecco, insomma un progetto significativo, 20 milioni di euro. Esatto, il piano regolatore ha identificato un'area che ha già una funzione prettamente destinata ai giovani, che è quella del centro studi, di tutta l'asta di via interna dove si affacciano buona parte delle scuole secondarie pordenonesi. In più c'è il polo dell'ex Fiera, che è un polo sportivo che insieme al palazzetto che si trova poco più in là e all'auditorium, che è un polo culturale, costituisce un unicum che dà la possibilità ai giovani, una volta finita l'attività scolastica, di potersi incontrare e fare attività musicali piuttosto che sportive, comunque per socializzare e stare insieme, che di questi tempi è una cosa particolarmente importante. Abbiamo pensato che il PNRR, se deve avere una destinazione, deve averla soprattutto per le nuove generazioni, perché è alle nuove generazioni che è dedicato, e quindi per noi è stato fondamentale presentare questa proposta che sembra che sarà finanziata, insomma utilizziamo ancora un po' di cautela perché il decreto ancora non c'è, che batte a più di 20 milioni di euro e che prevede proprio il recupero e la rigenerazione del polo dell'ex Fiera, da cui si dipartono una serie di interventi, una ciclabile in via Matteotti, il recupero dell'ex Casermette, l'efficientamento energetico dell'ex provveditorato, tutti i siti pubblici, proprio per dare delle opportunità in più, oltre al raddoppio dell'ex Fiera, che diventerebbe un polo sportivo molto più grande di quello attuale e soprattutto molto innovativo. Un altro luogo un po' simbolo, anche suo malgrado, della città è il Bronx, il centro direzionale Galvani. Lì avevate delle idee, non so se la pandemia le ha un po' bloccate, poi insomma ci sono anche tanti privati da mettere d'accordo, però c'è una visione? Assolutamente sì, col presidente di Unindustria intanto abbiamo deciso di chiamarlo Valle Center, di cambiargli il nome, perché anche se il Bronx è diventato un sito molto appetibile ormai negli Stati Uniti, quindi dovrebbe portarci fortuna a questo punto di vista. Sì, stiamo per promuovere un concorso di idee, perché vorremmo interrogare la città e confrontarci con i cittadini, i residenti, ma anche coloro che utilizzano questo luogo, che è un luogo che ha il problema che dicevo prima, che alle 8 di sera, così come il sabato e la domenica, si spegne perché ci sono soltanto o uffici o scuole, di conseguenza è un luogo che non vive sulle 24 ore 365 giorni l'anno. E dicevo, per interrogare i cittadini e capire quali sono le esigenze, le necessità, che cosa vedono e vivono all'interno del Bronx e che cosa vorrebbero. Sì, e vedremo che cosa ne uscirà. Allora, rapidamente anche il discorso dei quartieri, piazza di Borgomeduna, riqualificazione anche del centro di Rorai. Sì, la riqualificazione del centro di Rorai è già cominciata con il primo lotto. La volontà è quella di riqualificare, di restituire insomma un'immagine differente di quello che è il cuore antico del quartiere, però garantendo tutti i servizi che mancano. In particolare stiamo lavorando per realizzare un parcheggio. Con il secondo lotto vorremmo proprio dare questa nuova opportunità al quartiere e per dare la possibilità
è uno dei pochi quartieri in cui non c'è il pedibus, proprio perché mancano degli spazi sicuri dove far camminare i bambini, per esempio, e quindi per garantire mobilità sostenibile e miglior qualità della vita. Ecco, anche su Borgo Meduna, anche lì avete coinvolto i residenti di fatto. Sì, lì è stato il primo concorso di idee che abbiamo sviluppato insieme all'Ordine degli Architetti, ha avuto una bella attenzione da parte della popolazione sia quando abbiamo presentato i primi 3 classificati, sia poi attraverso le mail, le interrogazioni tramite il sito del Comune di Pordenone, le telefonate, gli incontri. Abbiamo visto che, per esempio, se la giuria, da un punto di vista diciamo dei professionisti, ha identificato la prima proposta come quella più rispondente ai criteri del bando, la seconda invece è quella che è piaciuta di più ai cittadini, e quindi l'amministrazione seguirà ovviamente le indicazioni dei cittadini e ci saranno ancora dei confronti, ma adesso siamo pronti a sviluppare il progetto, che ha un valore di 2,5 milioni. E non è poco, l'abbiamo lasciato per ultimo, ma non perché è meno importante, ma perché insomma merita uno spazio adeguato, è lo stadio, naturalmente tema caro ai colori nero-verdi, al presidente Lovisa che lo chiede da tempo, anche se quest'anno insomma le cose dal punto di vista sportivo non stanno andando benissimo, però lì i contatti sono costanti. Ecco, siete riusciti a trovare una quadra? Allora, diciamo che il presidente Lovisa ci ha presentato 2 idee e sono tutte e 2 percorribili e interessanti. Adesso avevamo già un incontro che però causa Covid un paio di settimane fa non siamo riusciti a fare, dobbiamo confrontarci per decidere qual è il sito e a quel punto cominciare a lavorare. L'amministrazione è disponibile a fare tutte le opere di urbanizzazione a servizio, e sono tante e costose perché necessita ovviamente di viabilità, di infrastrutture, di luci, di parcheggi e quant'altro, e poi di mettersi a disposizione comunque della società per poter decidere insieme la procedura e agevolarli e aiutarli con tutto quello che è il know-how anche del comune in termini di urbanistica e di anche possibilità di finanziamento, perché il PNRR dovrebbe esprimere anche la possibilità di partecipazione a bandi sull'edilizia sportiva. Ecco, lo stadio di fatto si farà a prescindere da quelli che saranno i risultati del Pordenone, perché serve una struttura del genere alla città, verrebbe utilizzato solo per lo sport, o immaginate un contenitore anche più ampio per concerti, magari un po' innovativo? Beh, sicuramente per tutte e 2 le cose, sicuramente come polo sportivo a servizio non solo della squadra ma anche della città, dove si possono fare attività sportive più ampie rispetto soltanto al calcio, ma soprattutto avere un polo per i concerti. In regione c'è soltanto Trieste adesso che può fare quel tipo di spettacoli, e quindi potrebbe essere interessante per la città sfruttare questa struttura anche per altre attività, in questo caso culturali. C'è da dire che comunque anche se speriamo appunto Pordenone possa appunto migliorare la situazione in classifica, noi l'idea sarebbe quella di fare uno stadio adatto e adattabile a tutte le situazioni, diciamo, delle varie serie del calcio, in modo tale da non dover poi intervenire in maniera strutturale per ampliare o ridurre a seconda dei casi, perché poi abbiamo visto la pandemia, per esempio, dalla Serie A in giù ovviamente ha ridotto a pochissimi gli spettatori, chiaramente. Quindi avere uno stadio flessibile che consenta di avere attivi alcuni settori e altri no, potrebbe essere una buona soluzione flessibile che eviti sprechi e che consenta appunto di fare tutto quello che serve. Siamo in chiusura, avete tantissimi cantieri aperti, altri ne aprirete, oggi però c'è un problema molto importante che riguarda il costo delle materie prime e il caro energia. Ecco, questo quanto impatta sui lavori che avete in piedi e quanto potrebbe sballare, per così dire, i preventivi che ci sono? Allora, per il momento abbiamo 2 cantieri che sono stati molto lunghi e che sono in chiusura, che sono Piazza La Motta e il cantiere di Torre, tutti previsti, uno prima e l'altro dopo, comunque in conclusione all'inizio e alla fine della primavera. In questo caso abbiamo avuto per esempio degli aumenti degli asfalti del 62%, dovuti sia all'aumento del materiale ma anche del caro energia.
In questo momento, tra l'altro, nessuno sta asfaltando perché gli impianti sono chiusi per risparmiare. Allo stesso tempo gli altri materiali hanno avuto un rialzo del 30%, senza tener conto poi dell'allungamento dei tempi dovuto al fatto che le squadre spesso e volentieri, come tutti noi, hanno contratto il Covid oppure hanno la quarantena preventiva e quindi non possono lavorare. Ci siamo trovati anche in un caso ad avere una cava di materiale, ed è un'unica cava di materiale, chiusa un mese per Covid e quindi senza la possibilità di approvvigionare il materiale che adesso si tende a comprare di volta in volta, perché accumularlo magari con dei prezzi altissimi uno aspetta sperando che il materiale ovviamente si abbassi di costo per cercare di risparmiare, e quindi la situazione è tale per cui adesso stiamo progettando nella speranza di vedere abbassare o almeno di tornare a una normalità, perché il più 62% è veramente inaccettabile, insomma, per qualunque ente. Sì, ed è una speranza che hanno anche naturalmente tutte le imprese e le famiglie che sono purtroppo alle prese con questo grande problema. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie mille all'assessore Cristina Mirante. Grazie a voi, grazie mille, buona serata. Allora l'appuntamento è per domani sera, grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci.